Nuova assemblea salva precari convocata oggi al Castello Chiaramonte di Favara dal sindaco Manganella unitamente ai suoi colleghi amministratori di Grotte, Casteltermine e Cammarata, rispettivamente Pilato, Sapia e Mangiapane. Dalla Sala del Tellone Rosso sono stati illustrati ai lavoratori precari degli enti locali le novità introdotte dalla circolare regionale esplicativa che deroga al 31 dicembre prossimo la scadenza contrattuale a condizione che la stessa regione siciliana abbia previsto nel proprio bilancio la copertura economica necessaria, circa 300 milioni di euro. Rispetto a prima c'è sicuramente un piccolo passo avanti, nel senso che dopo l'incontro che abbiamo avuto a Roma con il sottosegretario alla presidenza Katri Calà è intervenuta la Regione con una circolare esplicativa in ordine all'applicazione della deroga al 31 dicembre, quindi la possibilità di prorogare ancora i contratti per i prossimi anni. C'è tuttavia da registrare che bisogna innanzitutto che la Regione trovi la copertura nel proprio bilancio di previsione per il prossimo anno e per questi 2 mesi, per i mesi di novembre e dicembre, trovi anche i soldi per i lavoratori ASU. Certo, siamo partiti alcuni mesi fa proprio da questo castello con una iniziativa che non faceva sperare molto bene. Adesso a distanza di 6-7 mesi abbiamo raggiunto un risultato che tutto sommato può essere considerato positivo, almeno parzialmente positivo, quindi speriamo adesso che dopo le elezioni regionali il Governo e il Parlamento che uscirà fuori dal voto di queste elezioni possa affrontare con serietà questo problema dando risposte definitive e certe. Bisogna mettere la parola fine al precariato in Sicilia per 3 motivi fondamentali. Il primo, per dare serenità a migliaia di famiglie che vivono questa condizione di precarietà oramai da più di 20 anni. Il secondo è per garantire agli enti locali, ma a tutti gli enti dove gli articolisti sono applicati, di poter assolvere ai servizi essenziali da rendere ai cittadini. Il terzo motivo, che ritengo anche questo fondamentale, è quello di sottrarli alla speculazione e al ricatto politico. La circolare regionale era stata emanata in seguito all'incontro promosso dall'europarlamentare Salvatore Iacolino, svoltosi a Roma, tra una delegazione di sindaci ed il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Katri Calà. Un percorso lungo, articolato e estremamente laborioso che è partito da Favara e confidiamo possa essere risolto anche attraverso il contributo responsabile dei sindaci dei comuni che afferiscono alla provincia di Agrigento. Siamo stati a Palermo, poi a Roma, il sottosegretario Katri Calà ci ha dato delle indicazioni interessanti, è intervenuta la direttiva numero 1 del 2012 che non risolve del tutto il problema. Oggi vi sarà un incontro fra la direzione regionale e l'assessorato al lavoro appunto regionale e il funzionario del commissario di Stato per confermare la dotazione del fondo unico per il precariato che è pari a circa 308 milioni di euro e per garantire la prosecuzione delle attività rilevanti di questi lavoratori che costituiscono un prezioso supporto in enti locali, regioni, comuni, province e camere di commercio e poi dare là un piano industriale. Ovviamente nel 2013 confidiamo con un governo responsabile e autorevole per garantire quella stabilizzazione su servizi e prestazioni essenziali sui quali loro sono impiegati e sui quali hanno lavorato benissimo in tanti anni di precariato che non è mai stato riconosciuto per come avrebbe dovuto esserlo. Da Piazza Cavour anche il locale deputato uscente all'Ars Nino Bosco si impegna con i lavoratori affinché da Palermo si attivino le procedure necessarie alla salvaguardia occupazionale degli oltre 22.500 lavoratori contrattisti impiegati da oltre 20 anni. Siamo già a livello di allarme, ma la situazione è davvero preoccupante. Preoccupante, ma bisogna continuare nel percorso che si è intrapreso, che ha intrapreso il sindaco di Favara insieme a tutti gli altri sindaci della provincia di Agrigento e bisogna lavorare affinché si possa porre la parola fine ad una situazione che va avanti ormai da troppo tempo, da tantissimi anni, se non da decenni, rispetto a delle persone che non possono essere mandate a casa, e parlo dei precari, che devono avere una loro dignità, rispetto alla quale arrivano quantomeno notizie positive da Roma rispetto ad una proroga alla deroga
che si può fare purché ci sia la copertura finanziaria. Si sta lavorando in questa direzione in modo tale comunque da dare dignità a questi lavoratori e chiudere quello che può essere un percorso, un processo di stabilizzazione. Certamente è apprezzabile quello che oggi parte ancora una volta dal comune di Favara, che diventa centro, diciamo, nevralgico su questo tema sotto l'input del nostro sindaco e coinvolge l'intero territorio provinciale, rispetto al quale l'intera politica deve stringersi e magari trovare una soluzione nei tempi più brevi possibile e affidarla al prossimo Presidente della Regione affinché venga chiuso questo capitolo e si possa in Sicilia attivare altri percorsi virtuosi che diano spazio alle future generazioni sotto l'aspetto lavorativo e dei termini occupazionali.